Buonasera amici di Rugby House, la febbre sta salendo, quarta finale di fila, la quinta in 7 stagioni, è inutile nasconderlo, Rovigo freme per questa finale al Pata Stadium San Michele di sabato, fra 2 giorni alle ore 18 contro il Calvisano, quarta finale di fila contro i gialloneri bresciani. E visto che l'anno scorso l'abbiamo invitato prima della finale e tanto male poi non è andata, abbiamo pensato bene di invitarlo anche stasera, vero Presidente? Benvenuto Presidente tra di noi. Sì, è una coincidenza che ci sta e quindi Abbiamo rischiato, ma dai, ci proviamo. Ma diciamo che tutto sommato piace anche a me farlo ora piuttosto che dopo, perché dopo se abbiamo vinto era dovuto, se avremo perso un grande dispiacere, per cui va bene incontrarci stasera. Ecco, tra l'altro abbiamo bisogno di un esperto di finali come queste, nel senso 4 finali con la stessa squadra, per cui abbiamo scelto una bandiera del rugby a Rovigo, Stefano Bordon. Ciao Stefano, benvenuto. Sì, grazie. Buonasera. Allora, Presidente, facciamo un passo indietro, ritorniamo a questa gara 2 di semifinale al plebiscito, che sembrava più un Battaglini 2 che plebiscito, diciamolo. Sì. Un po' di paura ce l'avevo, il margine era buono, però andavamo là e sapevamo che Cavinato aveva in mente di provarci, non si dava per perso e quindi un po' di paura c'era. E ovviamente tutti avevamo detto i primi 20 minuti e magicamente i primi 20 minuti li abbiamo tenuti, per cui si è subito messa bene, c'era la fiducia. Contornati poi da una sistemazione in campo dei giocatori ottima direi, ma anche da quel coro di tifosi che per me è una gioia immensa rivederli, perché più di una volta durante la stagione avevo notato che i tifosi si stavano un po' allontanando, non erano sufficientemente attratti dalle giocate magiche o da delle vittorie esaltanti, e quindi si stavano un po' disperdendo. Invece sono bastate 2 partite di una. Ne è bastata una a Rovigo ad annullare questo handicap e a richiamare i tifosi a seguire la squadra, al punto che non mi rammarico se ci seguiranno anche a Calvisano, perché in questa cosa ci sarebbe odio e amore, no? Ci andiamo per dargli soldi o non ci andiamo, però credo che questa squadra, da come si è ripresentata ultimamente, meriti l'appoggio dei tifosi, e visto che i tifosi sono disposti a farlo, perché c'è qualcuno che vede no, li aspettiamo qui di ritorno dalla partita, però faremo anche quello. Sicuramente. Quindi ci sarà un gruppo che li aspetta qui, noi la partita alle 8, alle 9, 9 e un quarto, alle 11 siamo qui, quindi ci si può incontrare qui. Quindi il pubblico è eccezionale, un bel coro di un bel ambiente, ecco. Anzi, mi ha anche stupito un po' scarso per quanto riguarda Padova, però È un problema loro questo, insomma. sì, credo che dipenda dalla possibilità di offrire al pubblico qualche giocata, qualche momento, qualche partita veramente esaltante, dove il pubblico ritrovi se stesso. Questo è un po' il punto, secondo me. Tra l'altro, agganciandomi al discorso del Presidente, si stanno organizzando molte corriere per Calvisano, per cui diciamo che il tifo è pronto per supportare i bersaglieri nella finale 2017. Stefano, tornando un po' a questa semifinale, a questa doppia semifinale, tecnicamente come analizziamo quello che è successo? Beh, intanto diciamo che sono 2 squadre completamente diverse, quelle del fine campionato, il Rovigo del fine campionato, che ha giocato le ultime 2 partite perdendole, non c'era con la testa e probabilmente ha fatto bene, cioè nel senso che allo spirito e all'ambiente ha fatto bene a perdere quelle 2 partite, perché si sono ritrovati in un momento in cui si sono guardati e hanno ritrovato quello spirito che è quello del Rovigo. È arrivata anche la partita che è la nostra partita per quelli che giocano a Rovigo, o per chi arriva e gioca a Rovigo per un po' di tempo e sa che cosa vuol dire per l'ambiente il Petrarca, il derby. Quindi è arrivato il momento giusto, la semifinale, è arrivato il momento giusto e ha fatto sì che i giocatori entrassero nel clima derby e nel clima semifinale, e dal punto di vista mentale si è vista una partita incredibile. Basta solo pensare che per quanto mi riguarda Rovigo
ma anche solo il Calvisano sabato scorso mi sembra abbia fatto 4 mete nel primo tempo, quindi sono state è stata una partita veramente bella, cioè nel senso che hanno fatto una gran partita dal punto di vista veramente dell'attitudine. Era una partita in cui c'era un piano di gioco ben stabilito e tutti hanno fatto quello che dovevano essere fatto, cioè alla perfezione, ed è stata secondo me da anni che non vedevo la partita quasi perfetta. Quindi tu dici che la vittoria è passata è sicuramente mentale. sì, è dal punto di vista mentale, perché sicuramente dal punto di vista fisico stanno bene, però il cambio di attitudine, di atteggiamento, di entrata in campo dei primi minuti, perché i primi minuti sono determinanti, sia della partita d'andata, che ha fatto vedere, ha annichilito il Petrarca, perché a quel punto il Petrarca non riusciva a capire cosa stesse succedendo in campo, perché alla fine il Petrarca era favorito di questo era favorito anche qui, e quindi sì, anche perché il Rovigo arrivava da 2 sconfitte, da una comunicazione così, quindi i giocatori erano un attimo in difficoltà, ma si sa che quando una squadra viene toccata nel vivo, dopo può reagire. In questo momento il Rovigo sta bene mentalmente, ed è una cosa a nostro favore, e dopo magari parlando della finale Certo, analizzeremo anche questo. Presidente, lei con il collega Tofano avrà detto qualcosa, vi siete insomma un po' parlati, c'è un buon rapporto tra di voi, per cui insomma... Sì, c'è un buon rapporto. Ma prima di risponderti Sì. voglio dire che in queste 2 partite finalmente abbiamo anche avuto la possibilità di avere in campo la squadra che più avevamo nel cuore per quanto riguarda le vittorie o le conquiste fatte in precedenza, perché prima dei playoff la nostra squadra ancora non sapevamo quale fosse, un turnover, infortuni, vedere questi giovani, siamo arrivati veramente un po' così, senza le idee chiare. Poi magicamente per i playoff Joe si è trovato la squadra, l'ha voluta anche, ma se l'è anche trovata, c'era la squadra che avrebbe tanto voluto avere anche prima, e questa squadra lo ha ripagato effettivamente. Con l'attitudine, con la voglia, con la voglia di dimostrare che hanno ancora i numeri per poter gratificare il pubblico di Rovigo. L'abbiamo vista poi in campo festante, con le braccia al cielo verso la tribuna, verso i ragazzi. Sono sempre grande emozione. È grande emozione perché quando un desiderio, una cosa importante, indispensabile si realizza, è chiaro che capita poche volte, quindi si deve esultare. Sì. Con Tofano effettivamente siamo in sintonia, perché lo sforzo che faccio io, che fa il Rovigo, è uno sforzo economico anche di impegno che fa anche lui. Non so se Padova viva con lui quanto Rovigo vive con noi, ecco, può darsi un po' meno, lo si vede anche dal pubblico, però lui è uno che ama seguire il rugby padovano, e vorrebbe tanto anche lui che il rugby a Padova ritornasse alla gloria di un tempo. E quindi so quanto si dedica e quanto ci tiene, e siccome lui sa anche per me la stessa cosa, diciamo che ci rispettiamo e ci vogliamo anche bene. E sinceramente sarei stato contento, per quanto riguarda il bene del rugby, che Petrarca avesse vinto, magari qualificarci noi, magari che avesse vinto, perdere di poco, cioè vincere di poco, dico noi perdere di poco, saremmo passati noi. E quando alla fine gli ho detto Enrico, guarda, sinceramente mi dispiace, non ti credo, mi ha detto. Non ti credo, poi ha anche voltato via. Ho provato, no Enrico, ascolta che ti spiego, invece ho visto che è andato via, un po' contrariato. Lo capisco, ecco, ma gli ho detto guarda mi dispiace, mi ha detto non ti credo. Beh, anche un po' il momento. Stefano, dicevi giustamente prima, Rovigo
regular season e playoff non poteva incontrare avversario migliore per risvegliare quello che probabilmente era il proprio intanto DNA. risvegliare la città, perché è una cosa importante per i giocatori, anzi io farei già un appello per quello che è l'apporto che sarà determinante, perché già giocheremo fuori casa e per loro entrare in campo che non è il loro è difficile per un giocatore, perché comunque manca dei punti di riferimento che magari giocando nel proprio campo in realtà si hanno. E il fatto è che io vorrei che i tifosi di Rovigo non tifassero contro, ma fossero a favore del Rovigo e continuassero nei momenti di pausa ad essere lì a sostenerli, perché domenica il caldo si farà sentire e sapere che ci sono 2000 o 3000 persone che ti incitano nei momenti di difficoltà farà la differenza. Farà la differenza ed è importante. Io sono sicuro che quello potrà far sì che il Rovigo possa fare la partita della vita, per molte è la partita perfetta, e quindi poter fare quello che magari noi ci aspettiamo ma che il resto d'Italia sa che è molto difficile. Ecco, tra l'altro quella t-shirt che è stata fatta per il playoff 2017 con la faccia, no, di Edo Lubian, cosita "Questa è Rovigo", è proprio anche un incitamento, quella sorta di attitudine, quella fame, quella forza che comunque è dentro il nostro DNA. Sì. No, con noi abbiamo una consistenza di squadra, una consistenza di esperienza, questa squadra, che effettivamente potrebbe anche fare la partita perfetta. Loro hanno dimostrato di saperne fare tante, ne hanno sapute fare tante di partite perfette durante questa stagione, però una squadra un po' più giovane, una squadra che speriamo tanto che qualche lacuna La tiri fuori, la dimostri. la tiri fuori, sì. No, sicuramente dal punto di vista tecnico è una squadra molto forte, ha dei giocatori di qualità sia tattica che tecnica, con Novillo che gestisce il gioco, con Semezzato che è un giocatore di esperienza, hanno dei portatori di palla molto validi come il Tuivaiti, ma anche Giammarioli, poi c'è Luchin e Susio che è l'ala, hanno delle soluzioni di gioco molto cioè hanno la possibilità di variare il gioco e sono molto rapidi nel spostare la palla, quindi sicuramente Rovigo dovrà fare una partita molto attenta, molto simile a quella che col Petrarca abbiamo giocato qui in casa, essere molto aggressivi, impedirgli nei punti di incontro e bloccargli la palla, rallentargli la palla, perché hanno questa facilità di spostare, di capacità di penetrare e devono essere determinanti nell'uno contro uno. Cosa importante è che dobbiamo giocare, abbiamo giocatori di qualità. La differenza la fa secondo me l'esperienza. Abbiamo una squadra che sono abituati a fare le finali, sono giocatori che ne hanno già fatte parecchie, sono giocatori che hanno esperienza e sanno gestire i tempi e le cose. Se si rendono conto e se entrano in campo con questa determinazione, con la determinazione che hanno messo in campo contro Petrarca, io sono sicuro che Rovigo può fare una gran partita. Non ci sarà l'alibi di arbitri, perché l'arbitro è un arbitro internazionale, è un arbitro che ha dimostrato di valere, non è lì per caso, quindi non è lì perché qualcuno l'ha spinto. E ricordiamo che è Mitrea. Non è lì per quello che ha spinto, quindi non ci sono alibi su quello che sono le cose, né da una parte né dall'altra. Per quello io spero che il tifo sia solo a favore del Rovigo, proprio per incitare in modo tale che nessuno abbia, che non ci sia, anche se sono sicuro che Mitrea non ascolterà il tifo, ma sono sicuro che i giocatori di Calvisano, non avendo questa esperienza e trovandosi a dover dimostrare quello che valgono in una partita secca, non è così automatico che la dimostrino. Questo lo si può vedere alla prima semifinale che hanno fatto a Viadana, dove il Viadana ha dato tutto per tutto dal punto di vista mentale, e lì mentale vuol dire che erano molto più aggressivi, che sono due partite completamente diverse se uno guarda Viadana all'andata che al ritorno, sono completamente diverse. Si sapeva che per loro la loro finale era quella di battere il Calvisano in casa, ci hanno provato e ci sono riusciti con un piano di gioco ben definito, e loro per quello sto dicendo che il Rovigo può fare. Il Calvisano può far bene, nel senso che il Calvisano ha fatto vedere due identità. Una squadra molto fallosa, una squadra molto ansiosa, dovuta ai suoi ragazzi giovani e inesperti, e che manca che quando qualcuno di quei vecchi perdono un attimo l'esperienza, certo. dell'esperienza diventa un problema, perché Semezzato
non ha giocato una gran partita secondo me, l'ultima ha buttato via molti palloni e altre cose, quindi se si inizia a fare pressione su quel ragazzo lì è da giocare. Io dico che la partita è da giocare e non ci sono tanti favoriti, non vedo favoriti, io vedo due squadre che a seconda di come entrano in campo e tutto quello che è attorno può favorire una o l'altra. Quindi... È una finale tutta da scrivere, quindi. Perfetto, ora prima di continuare l'analisi della finale facciamo un passo indietro, andiamo a rivedere queste bellissime immagini che arrivano dal plebiscito, la vittoria per 28-12 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Gara 2 di semifinale, prato d'eccellenza 2017, siamo al plebiscito di Padova. Petrarca, Padova, FMCZ Rugby Rovigo Delta. Andiamo a vedere fra qualche istante anche le formazioni. Nel frattempo entrano in campo i bersaglieri capitanati da Edo Ruffolo. Siete il boato della tifoseria rosso-blu che sta alzando il bandierone in questo momento. Punta Mucignat. Reves passa per Afualo, grande offload per Sua che tenta di scappare con Forti in avanti. Che azione del Petrarca, vanificata un placcaggio di Edoardo Lubian a pochissimo dalla linea di meta, però il pallone è ancora uscito. Il destro di Meriti Ippolito abbia una buona gittata. Parte Stefan Bassona, semina Fadalti, attacca Stefan Bassona. Pallone vivo. Alberto Chilone, ancora Mucignat, utilizzato moltissimo il ball carrier. Fermi là. Alberto Chilone muove per PJ Parker. Finta Lucio Rodriguez, muove su se stesso, alimentare un gioco un po' confuso, ma Rovigo cerca in qualche maniera di tenere l'ovale. Punta Alberto Chilon, scarica su PJ Parker, l'offload per Lucio Rodriguez, cambia l'angolo Lucio Rodriguez, attacca la linea, vediamo Denis Majstorovic, vediamo se Metto tenute alto, TMO un'altra volta. Sentiamo il giudice in linea cosa dice. Mi sembra detto per me sì, quindi non credo che... Meta Rovigo al 20° del primo tempo. Stefan Bassona alla conversione e la mette dentro in fila l'H, il folletto di Ceres. 7-0 Rovigo sul Petrarca quando siamo alla... Non contesta Petrarca. Edo Ruffolo avanza. Buono lo scambio con PJ Parker. Side step di De Marchi. Gliel'aveva detto sei a terra, che ha visto i bianconeri prevalere sui rossoblu, sui giovani rossoblu. Stefan Basson la mette sulle bandierine, 10-0 Rovigo alla 30 di semifinale 2. Qui c'è ancora Alberto Chillon, dominante la mischia del Rovigo. Altro calcio di punizione. Eccoci. Ancora così. E ovviamente ancora i protagonisti sono quelli. Non è che dobbiamo trovarli o cercarli. Il numero 3 ha iniziato la rischia, prende un giallo. Il numero 2 è arrivato da dietro, ha colpito, prende il rosso. È uscito clamorosamente. Giallo a lui. E finisce qui. Non contesta Rovigo. Formato il raggruppato penetrante del Petrarca Padova. Buon avanzamento il pack di casa. Pallone su Delfino. Prova lui ad andare oltre linea di meta. Manca pochissimo al team di Cavinato. Chicco Conforti abbassa la testa, prova la meta e c'è toccato. Bravissimi. Parte Nicola, sembra addirittura out. Ancora Sua, attacca vicino al punto di incontro, se ne va il samoano. Ottime mani per Simone Rossi, grande continuità del Petrarca con Delfino. E qui Rovigo comunque si deve svegliare, perché è entrato un po' troppo leggero. Lucio Rodriguez, piede lontano a ricacciarli. Gara di velocità con Torres che non ce la fa forse. E Afualo arriva Lubian che ha fatto una diagonale contro il Rugby Rovigo. In realtà non è regolamentare, per cui nulla da fare. Gioca veloce con Nostran. Offload per Benettina. Micheletto sull'out di destra, un Petrarca arrembante in questi primi minuti del secondo tempo. Rovigo che deve ritornare assolutamente a fare linea. Rovigo su talloni, ma vedi Petrarca non aveva occupato bene il campo. Poi questo giocatore che ti manca alla fine, vedi sulle distribuzioni, quando il gioco è rotto
fai fatica ad avere il campo sempre ben occupato. Ancora bene con Irvin, prova la continuità, in realtà non riesce, intercetto di Lucio Rodriguez. Lucio Rodriguez muove le gambe, se ne va sull'out di destra, una prateria per il tucumano, prova con forte rincorrere, non ce la fa, meta della Fenice Z Rugby Rovigo Delta di Lucio Rodriguez. Che galoppata! Dare altri 2 punti a Rovigo. Nulla da fare. Del marcatore Problemi nel lancio, Jacques Momberg all'impatto, meta Rovigo. Continuare il match io comunque lo cambierei. Stefan Basson la mette. Canne da tartufi. Rovigo tiene con Variona, allarga con De Marchi, scivola. De Marchi mette il pallone a disposizione. Loro cerca ritmo, la squadra rosso-blu. Mantelli per Ortiz. C'è un sostegno al largo, Ortiz va lui, non riesce ad alimentare la corsa di Biffi al largo, ci provano i ragazzi di Rovigo, c'è uno in avanti però, c'è vantaggio e Fadalti se ne va e questo non lo prende più nessuno. No. Fadalti in mezzo ai pali, leggerezza del Rovigo, punita dalla meta di Fadalti al 70esimo che trasforma immediatamente. Per carità, 22-12, però è anche figlio di quello che è successo, lui è figlio di gara 1. In gara 1 Rovigo è stato strepitoso, ha veramente segnato il solco che ha consentito poi di venire qua con una strategia. Prende la rincorsa Basson centrale, potenza e direzione e avanti. È scoccato l'80esimo qui al plebiscito. Rovigo in finale. Vantaggio! Contro Calvisano sabato 27 maggio al Pata Stadium. Il drop di Basson e dice noi andiamo in finale. E finisce così. La Fenice Z Rugby Rovigo Delta va in finale, quarta finale consecutiva, Calvisano Rovigo. Lo dicevamo prima, la saga continua. 27 maggio, ore 18. Un grande applauso anche al Petrarca per quello che ha dato oggi, per quello che ha dimostrato nel corso del campionato. E dopo questa prefazione legata a gara 2 del derby col Petrarca, già abbiamo parlato un po' di finale, ma andiamo ancora dentro questa finale. Abbiamo già parlato di giovani, di esperienze. E ovvio, Stefano, voglio partire da te, che sulla panchina di Calvisano c'è un ragazzo come Massimo che vivrà in maniera particolare, insomma, questa finale. Beh, l'ha già vissuta l'anno scorso, quindi non sarà nuovo, giocherà in casa, sarà teso, cercherà di trasmettere quello che è il suo modo di vedere il rugby, che è la tranquillità. Ha lavorato bene, ha una squadra con un sacco di ragazzi che hanno talento, voglia, determinazione, hanno tutti un futuro roseo, sono tutti predisposti per il futuro e quindi sono tutti giovani motivati. Ha questa cosa che ho già detto prima, ha il fatto che questi sono ragazzi giovani con un sicuro futuro, ma che non hanno esperienza e che ne ha parecchi in campo e quindi può essere dovrebbe essere il loro punto debole, quindi non è detto che magari anche loro, magari domenica o sabato, tirino fuori la partita perfetta o partita che riesce, cioè dipende solo da noi, perché il nostro approccio ai primi minuti sarà fondamentale e importante. Se faremo quello che abbiamo fatto con il Petrarca in casa e li aggrediremo e loro non capiranno, sarà difficile, perché se li plachiamo e li blocchiamo subito diventa difficile, perché se sono in avanzamento è una cosa, se li blocchiamo diventerà un problema, diventerà un serio problema. Presidente, sembra che comunque questi animi, dopo la vittoria dell'anno scorso, anche questo, tra virgolette, questa rivalità, Astia mi sembra un po' esagerato, tra Rovigo e Calvisano si sia un po' affievolito nel corso di questa stagione. Beh, intanto a livello di ambiente sì, ma intanto abbiamo perso 1, 2, 3 volte, per cui gioco forza, bisogna prendere atto che quelle che sono state occasioni che hanno dato fastidio vanno anche dimenticate, per carità. Ogni tanto qualcuno mi ricorda la finale dei veleni, però insomma è passato tanto tempo e ci sono state altre partite, per cui
bisogna un po' dimenticare. Poi noi dopo di quella finale ne abbiamo vinte di partite con Calvisano e poi finalmente abbiamo vinto l'anno scorso. Io considererei maggiore l'antagonismo che c'è col Petrarca che non col Calvisano. Calvisano vabbè, è un po' invidiato perché è un percorso privilegiato di sicuro e quindi noi facciamo fatica ad accettare, non è una competizione pari, è una competizione che per noi comporta qualche handicap, quindi magari la rivalità viene da qui. Per il resto sul piano sportivo noi quest'anno abbiamo perso 3 volte, però le ricordo benissimo quelle sconfitte. In Coppa abbiamo perso, c'era l'inizio e ancora non c'era chiaro quello che volevamo fare. Poi l'andata del campionato, la partita l'avevamo recuperata, dico qui perché mi ricordo che era qui, la famosa mischia dove che Parker ha sgomitato il cartellino, eravamo andati in vantaggio e stavamo andando a segnare. Se avessimo segnato quella meta là, poteva cambiare. Non so quella partita se Calvisano l'avrebbe vinta. La terza sconfitta qui nel ritorno è stata ancora nel momento peggiore della situazione interna nostra, che ha portato ad andare in campo fra infortuni e un po' di malumori e andare in campo con una squadra demotivata, ed è stata forse la nostra peggiore, e quindi quando fai 2 o 3 anni con qualche incontro che poi alla fin dei conti l'orgoglio, la rivalità non trova i giusti appoggi, trova delle motivazioni occasionali, si affievolisse, ecco. Io per quanto mi riguarda andiamo là con la voglia di vincere, dobbiamo ancora pareggiare il conto perché siamo 2-1, eravamo 2-0, siamo andati 2-1, quindi ci sta che facciamo 2-2 intanto. Assolutamente. Quindi mi ricordo che anche l'anno scorso quando abbiamo vinto ebbi a dire vabbè, insomma, ne abbiamo perse 3 perché non dovremmo vincerne 3 di finali. Assolutamente. No. Ecco, è vero che la squadra di quest'anno apparentemente è partita un po' più debole, dico apparentemente perché quello che abbiamo visto in queste 2 partite qua non credo che questa squadra sia più debole di quella dell'anno scorso, dell'altro anno, quindi ho fiducia e speriamo. Ieri a Milano Morelli, mi pare che sia il capitano loro, disse ma noi abbiamo Costanzo che fa l'ultima e vuol andare via con 10 scudetti. Io ho pensato, ma poi la parola non me l'ha data un'altra volta, noi abbiamo uno che è 10 anni che è qui e che di scudetti ne ha vinti solo uno e che vorrebbe vincere il secondo. Da mettere sul piatto abbiamo anche questo. Prima di andare via. Certo. Capito? Quindi abbiamo motivi anche noi per recriminare, ma anche per desiderare una grande vittoria che ci farebbe vivere di entusiasmo rugbyistico ancora per un altro anno, insomma. Ecco, lei parlava di Milano, della conferenza stampa, abbiamo sentito Massimo Brunello che è giunto fino qui, fino a Rugby House. Ma sicuramente, insomma, ho passato una vita addosso quella maglia e quindi sempre un certo effetto mi fa giocarci contro. Però quest'anno vogliamo rifarci, insomma, della finale persa l'anno scorso, giochiamo in casa nostra davanti ai nostri tifosi, abbiamo voluto con molta determinazione questo primo posto in una stagione regolare per giocarci le nostre possibilità nel nostro campo, quindi daremo tutto. Sì, un po' di preoccupazione c'è perché siamo una squadra giovane, prima guardavo le formazioni rispetto all'anno scorso, nei titolari ne abbiamo solo 4 o 5 insomma, di quelli che hanno giocato l'anno scorso e quindi è completamente una squadra nuova, quindi tanti ragazzi giovani che non hanno esperienze di questo tipo di partite.
a Viadana l'abbiamo dimostrato in gara 1 dove ci siamo un po' impantanati, non siamo riusciti a esprimerci come volevamo, per poi magari fare delle partite esaltanti come in gara 2, quindi bisogna sempre trovare i giusti equilibri, le giuste motivazioni per caricare i ragazzi, ma credo che queste partite siano il massimo per un giocatore, cercare di esplorare. Sì, possiamo dirlo perché è un po' insomma, le caratteristiche del nostro gioco di tutto l'anno, insomma, abbiamo giocato sul ritmo, sulla ricerca degli spazi, sulle corse, quindi è chiaro che andremo a giocare in quel modo, mentre loro sono una squadra molto inquadrata, sbaglia poco, fasi statiche molto granitiche, quindi bisogna fare molta attenzione e concedere poco. Ma penso che un giocatore del Rovigo, dico i due numeri 15, perché sia Stefan Basson, che è un giocatore che addirittura ho portato io a Rovigo quando allenavo nel 2007, e Matteo Minozzi, che è un giocatore che praticamente ho sempre allenato quando ha 18 anni e sta facendo bene quest'anno, e spero che siano due giocatori che mettono in mostra le loro caratteristiche, perché sono anche due giocatori spettacolari, belli da vedere. Abbiamo sentito Massimo Brunello, ovviamente un po' di emozione da parte sua, d'altro canto è così, e menzionava Stefano che secondo il suo punto di vista i due giocatori che potrebbero sicuramente aumentare il livello di spettacolo, lietare questa partita per il pubblico sono i due estremi, Basson, che ricordo in fondo di averlo portato lui a Rovigo, e Minozzi, che è uno dei giovani più promettenti insomma, di questo campionato. Sei d'accordo? Sicuramente sono due giocatori importanti delle squadre. Minozzi è sicuramente una sorpresa di quest'anno ed è un giocatore veramente di qualità ed è uno dei giovani più promettenti. Però il gioco del Rovigo è un po' diverso da quello del Calvisano. Il Calvisano è predisposto al contrattacco e ha dei giocatori che lavorano, e loro lavorano, tutta la squadra lavora per quel tipo di attacco, anzi ed è una delle armi che noi dovremmo stare attenti, ed è molto importante che Ross McCann che sarà lui quello che porterà su la linea difensiva, stia bene, come ha fatto a Padova e come ha fatto qua a Rovigo, che porti su la rete in modo tale la linea difensiva tale da poterli bloccare. Io ho piena fiducia su questo, sono sicuro che i ragazzi faranno una gran partita da quel punto di vista lì. Per quello che riguarda Basson, mi aspetto che sia perfetto dal punto di vista del piede, perché da lui ci si aspetta di ritornare nel loro campo bene, e poi se ha la possibilità di accelerare, riporti sulla palla. Anche lui ha queste qualità, anche se vedo il Rovigo non predisposto per un gioco di contrattacco. Ecco, Presidente, quando Stefano è ispirato è sempre Stefano. Bisogna ammetterlo, io quando lui ha manifestato il desiderio di insistere un altro anno, io sono stato fra i primi a rendermi conto che era giusto farlo, era giusto dargli questa opportunità, visto che se la sentiva, ha avuto il bambino, vuol fare un altro anno alla grande. Credo che il nostro pubblico e questa società, per quello che ci ha dato lui, ci ha dato tanto raccogliendo poco, anche a dire la verità, quindi magari che vincesse anche quest'anno, quindi fanno due per dire, e poi se resta un altro anno non si sa dove si possa arrivare, però io sono contento che abbiamo trovato una soluzione e lui l'ha cercato tagliandosi il compenso pur di far vedere che c'è ancora a restare un altro anno, quindi e ha molta voglia, molta determinazione, proprio abbiamo visto in queste ultime 3 partite a dimostrare che se lo merita, che non è una velleità quella di voler restare a Rovigo così campata in aria, vuol dimostrare che se l'è guadagnata questa possibilità, ecco, quindi per me io sono contento che lui abbia questa voglia, questa determinazione, perché secondo me anche fisicamente, se si impegna, è in grado di fare un altro anno fisicamente
a posto. Quindi Presidente, è passato il 21 maggio, abbiamo appena detto che Stefan Basson resterà anche il prossimo anno. Sì. E questa è una notizia, insomma, che... No, non ci avevo pensato che siamo... La tagliamo? No, non ci avevo pensato che siamo all'indomani del 21 maggio, perché se ricordiamo 21 maggio, il 21 maggio riguarda anche molti altri ragazzi, certo, che adesso mi tocca di dire aspettiamo il 28 maggio. Vabbè, insomma, però Stefan, insomma, che uno lo voglia o meno, è così. Allora, se Massimo Brunello parlava dei due estremi, Gabriele Morelli, capitano del Calvisano, spostava un po' l'attenzione sul pacchetto di mischia. Andiamo ad ascoltarlo. Sì, arriviamo da favoriti probabilmente alla finale, però sappiamo che i campioni in carica sono Rovigo, quindi penso che siamo 51% loro, 49% noi. Dopo la fortuna è che la giochiamo in casa, ma sai, quando giochi contro Rovigo la differenza non è caso trasferta, perché sicuramente i loro tifosi saranno in parecchi a Calvisano, come si sono sempre dimostrati anche nelle finali precedenti. E arriviamo bene, arriviamo molto bene, fiduciosi dall'ultima partita che abbiamo giocato con Viadana. Là da loro siamo un po' inciampati e è stato uno scossone che per fortuna è arrivato quando c'era la possibilità di recuperare con la seconda partita. Partita secca, 0-0, vediamo cosa succederà. È vero, prima finale per me da capitano del Calvisano, e essendo cresciuto lì penso che poche persone siano più felici di me, soprattutto perché la giochiamo in casa e devo ringraziare veramente i compagni perché abbiamo questa possibilità di giocarcela lì. Ci saranno molte emozioni, considerando Salvo Costanzo che smette, tanti giocatori che passeranno, alcuni andranno alle Zebre, Riccio andrà a Treviso, sai, l'ultima partita e le emozioni saranno parecchie. Poi una finale scudetto è sempre una finale scudetto. Nella vita, se sei fortunato ne giochi 4 o 5, se hai la fortuna di giocare a Calvisano o Rovigo magari ne giochi qualcuna di più, però. Di Rovigo devo ammettere che io non sono rimasto impressionato in queste due partite, perché alla partita d'andata, quando ho visto informazioni che avevano Momberg, Ferro, Rodriguez e Basson tutti in campo e Denis Maestorovic, ho detto oggi per Padova purtroppo non c'è partita, perché questi giocatori fanno la differenza, non ce n'è. Momberg per loro fa la differenza e Basson e Rodriguez in queste condizioni, come sono arrivati lì, poche squadre possono avere il campionato d'eccellenza. Dopo, quando arrivi lì, giochi in casa, loro hanno affrontato come noi, anzi più di noi, un derby, perché Rovigo-Padova è il derby d'Italia. Fisicamente Rovigo è impressionante, perché il pacchetto degli avanti è il migliore in questo campionato, bisogna ammetterlo. I tre quarti hanno ritrovato quella fiducia che avevano l'anno scorso, e non sarà facile, Speriamo sia veramente una bella partita. Gli avanti di Rovigo possono fare veramente la differenza e penso che si siano invertite un po' le cose. Una volta era Calvisano che aveva i primi 8 che intimorivano un po' gli altri, adesso Rovigo ha invertito questa tendenza. Certo, noi abbiamo dei ragazzi dietro come Noviglio, Minozzi, Chiesa, che danno veramente tante garanzie, e gente come Minozzi non si sa mai cosa ti possa combinare durante la partita, e anche Noviglio. Ma Basson sa come si vincono queste partite, Rodriguez sa come si vincono queste partite, ne hanno giocate tante e secondo me è 50-50 proprio la partita. Il pacchetto degli avanti loro, lo ripeterò sempre, è il migliore del campionato italiano, speriamo sia una bella sfida. Morelli, abbiamo sentito, parla di ovviamente un grande rispetto per Rovigo, che teme tantissimo questa partita, vuole questa vittoria, ma sposta l'accento sul pacchetto, facendo forse un po' pretattica, dicendo il pacchetto del Rovigo è il più forte del campionato. Stefano. Sicuramente li ha fatti vedere le ultime due partite, ha messo in difficoltà chiaramente il Petrarca, sia Rovigo che a Padova, tanto da far sì che in una mischia sia Ferraro che nell'altro il pilone destro sono stati espulsi. Quindi. Rossetto, Rossetto, sì.
Per quello che mi riguarda, insomma, il Calvisano ha una mischia molto forte, probabilmente la mischia più forte. La mischia più forte perché non riguarda solo i primi 8, ma anche i sostituti. I sostituti sono giocatori sia di esperienza che di qualità e potrebbero giocare da titolari in qualsiasi altra squadra di eccellenza. Quindi la forza del Calvisano, oltre ai titolari, è il fatto che in panchina ha altri titolari sulla carta. Mentre a Rovigo la differenza tra quelli che sono titolari e quelli che sono in panchina non è altissima, ma comunque si può vedere. Quindi dal punto di vista tecnico il suggerimento è quello di cercare di tenere un ritmo non altissimo, proprio per il fatto che o cercare di rallentare il gioco, cosa che invece il Calvisano cercherà di alzare, per fare in modo che alla fine della partita, gli ultimi 20 minuti, il Rovigo sia in affanno e essere costretto a fare quei cambi che sono normali dopo in una partita con 30 gradi il calore fa la differenza. Quindi per forza di cose si dovrà cercare di fare in modo di rallentare il gioco e di approfittarne delle occasioni che avremo, e di far sì che la nostra prima linea titolare arrivi almeno fino al 60° e poi fare in modo che i cambi possano essere in grado di tenere gli ultimi 20 minuti, perché gli ultimi 20 minuti sono importanti. La partita non si vince in 15, si vincerà in 18-20 persone, 20 giocatori, quindi è fondamentale, ripeto, tutto l'apporto della squadra, del club. Presidente, come vivrà la vigilia? Serenamente, sì, perché dovevo andare venerdì, aggiungermi alla squadra, però non posso andarci perché c'è un altro festeggiamento, ci andrò sabato a pranzare con loro prima della partita. Ma per quanto riguarda la mia serenità, c'è, perché queste 2 vittorie hanno dato soddisfazione, hanno anche ricompensato il lavoro fatto da tutta la società, quindi non c'è, vabbè, ci mancano 50.000 euro di minori incassi dei tifosi, però adesso qualcosa li prendiamo, quindi non c'è motivo per puntare sulla vittoria in modo assoluto, perché altrimenti casca il mondo. In precedenza sì, noi dovevamo vincere dopo 25 anni, 26, no? E c'era questa attesa che era una roba irrinunciabile. Adesso la vittoria l'abbiamo fatta, il campionato non ci ha messo in condizioni di pretendere la vittoria. Adesso queste 2 partite invece ci avrebbero rimesso in corsa. Speriamo di vivere la partita in una bella cornice. Noi faremo vedere a tutta Italia, anche se non ci sarà la diretta televisiva, faremo vedere il nostro pubblico là, il nostro coro sportivo e importante per quello che è Rugby Rovigo. Penso che sarà già quella una soddisfazione. Voglio tornare un attimo sulla storia della mischia, che stimano la nostra mischia il pacchetto il migliore che c'è in Italia. Ma io devo dire che abbiamo raccolto l'invito del Calvisano, perché quando perdemmo la partita là, mi ricorderò sempre, perché non posso dimenticare quella frase: no, dove volete andare senza mischia? Noi hanno giustificato la famosa finale dei veleni, l'hanno giustificata che eravamo senza mischia. Dove volete andare senza mischia? E questa cosa ne abbiamo fatto tesoro, grazie a Joe ovviamente, perché Joe è un bel po' d'anni che lavora sui nostri ragazzi, e il risultato si è visto, e quindi è giusto che noi oggi abbiamo un pacchetto il più sicuro che c'è, il più performante che c'è, e senza quantità di giocatori eclatante, perché insomma siamo un po' così puntati su alcuni bravi e alcuni, ovviamente, come sempre capita, che sono i numeri 2 in giovani, crescita, certo. sì, ecco. Stefano.
Facendo riferimento a quello che sta dicendo il Presidente, che ha detto che non c'è pressione su di noi, questo è un punto a nostro favore, perché entrare in campo con la pressione di dover vincere fa sì che il giocatore entri con la testa piena ed è un grosso problema. Mentre, se è vero, e spero e mi auguro che il Presidente lo abbia detto anche in spogliatoio ai giocatori questa cosa, e me lo auguro che lo dica, in modo tale che loro entrino in campo con la motivazione di vincere per loro, di vincere per far vedere che valgono e di fargli veramente un regalo alla città, perché sappiamo cosa vuol dire per Rovigo vincere uno scudetto. L'hanno visto l'anno scorso, hanno apprezzato, e sono sicuro che loro si rendono conto quanto possono far felici molta gente, e per l'ambiente e anche per il Presidente, perché comunque il Presidente investe tanto, ha investito tanto, oltre al denaro anche il tempo e la passione, quindi è importante. E invece dall'altro lato c'è il fatto che il Calvisano ha fatto un campionato estremamente importante, perché ha vinto praticamente con tutti, ha perso solamente una partita contro il Mogliano, e quindi è per forza di cose la favorita, si trova a giocare la finale in casa, la pressione e tutto questo non è a favore del Calvisano, quindi se noi ci giochiamo, se io fossi l'allenatore non vorrei essere allenatore del Calvisano. Non vorrei essere Massimo, perché insomma mi piacerebbe, non l'accetterei, però se dovessi scegliere in questo momento, avere un Presidente che mi dice guarda che anche se le cose non vanno, va bene lo stesso, non credo che Gavazzi, anche se non è il Presidente del Calvisano, ma è il Presidente della federazione, ma comunque legato a questa società perché arriva da lì, e quindi ovviamente è importante la sua parola, come quella di Vaccari, immagino. E non abbia detto ai ragazzi del Calvisano è importante partecipare e arrivarci, quindi ben che il Presidente Zambelli abbia detto questa cosa, e spero che da giocatore, da coach e da mental coach in questo momento. Sì, mental coach, perché scaricare di questa pressione e fare in modo che i tifosi vadano al campo pensando di andare là e fare la nostra partita, di provare a vincere, ma io sono sicuro che aumenta in modo, quintuplica la determinazione dei singoli giocatori per raggiungere l'obiettivo. Io di questo ne sono certo, e parlando anche con i ragazzi io sono convinto che daranno il massimo, come hanno dato, perché sanno e si rendono conto di essere in condizioni sia fisiche che mentali ottimali, quindi possono loro esultare aver vinto contro un Viadana che non era il Viadana dell'andata. Vedremo se sarà la stessa cosa in casa sabato. Anche sabato. Presidente, sta sorridendo un po' così, sta annuendo quello che dice Stefano, no? Sì. Dice delle cose giuste, e posso confermare che tutte le volte che incontro i giocatori, una delle prime cose che dico, dovete affrontare l'impegno con la massima serietà, ma questo lo dovete fare per voi stessi, perché le opportunità di vittoria non passano tanto spesso, e poterle cogliere dovete sapere che vincerete prima per voi, poi vincerete per i tifosi, poi vincerete per la società, ma è prima per voi. Penso che tanti di voi soffriranno il fatto di essere stati a Rovigo in questa Rovigo e di non aver vinto lo scudetto, e tanti si rammaricheranno di non averlo vinto, quindi sono occasioni che bisogna cogliere per se stessi prima, perché anche loro fanno dei sacrifici, vivere un anno qui, lo stipendio è quello che è, quindi non è che vivono nell'oro, devono lavorare, lottare, hanno degli obblighi, degli impegni, e quindi è giusto cogliere il frutto del sacrificio. Presidente, allora noi quando abbiamo degli ospiti, ovviamente chiediamo sempre su Facebook a tutti i tifosi di fare delle domande. Tantissimi tifosi hanno voluto ringraziarla per il sacrificio, per quello che sta dando questa città, alla società, insomma molti tifosi hanno scritto questo, però c'è una domanda di Nicola che chiede: questione Dogi, e il vero scoglio è la questione economica o sportiva? La questione d'oggi è nata 3-4 anni fa, quando sembrava che il Veneto fosse in grado
o il nord-est, diciamo, fosse in grado di esprimere un qualcosa nell'Italia del rugby, di esprimere un qualcosa di unico, di proprio, di tipico, superiore che in altre zone, e quindi e sembrava anche che i risultati della nazionale lasciassero una lacuna. E poi c'è stato un momento che anche il Benetton non sembrava più determinato a volere portare avanti in prima persona il Pro 12. Ci sono stati degli elementi che ci hanno portati noi veneti, anche contornato dalla voglia di poter esprimere finalmente un presidente veneto, per dire, presidente federale veneto, certo. Ma non tanto quello, perché il presidente federale non è questione se è veneto o no, è questione che viva e interpreti il rugby con il giusto equilibrio, e che tenga conto che non siamo tutti uguali. Dovremmo essere tutti uguali, ma non siamo tutti uguali. In Veneto ci sono alcune situazioni, alcuni territori, alcune zone dove il rugby è un po' di più che in altri posti, quindi non si può essere tutti uguali. Quindi dicevo, c'è stato un momento dove sembrava che fosse corretto riproporre un qualcosa di Italia nord-est, e l'idea è tornata sui doji. Attualmente? Poi però Benetton ha dimostrato tutta la sua determinazione nel coltivarsi in proprio l'opportunità che ha, e quindi con ciò per certi versi umiliando o demolendo le aspirazioni che soggetti come Rovigo, come Padova potrebbero avere in campo rugbistico, di non essere considerati alla stregua degli altri, perché se vogliono ridurre l'eccellenza al minimo denominatore comune, vabbè, allora che stiamo a fare qui? A parlare, spendere soldi, no? Se invece riconosciamo che c'è qualcosa in più, dove andremo a esprimere questo qualcosa in più? Pro 12 impossibile, in basso impossibile, quindi c'era un po' l'idea che potesse, almeno per tenere vivo il sentimento di una superiorità che potrebbe dare i suoi frutti, che dovesse essere i doji. Però c'è una stasi in corso, Benetton da una parte, federazione dall'altra, eccellenza dall'altra. Non c'è un fronte comune, quindi? No, oppure un fronte comune che deve partire da lontano, deve partire piano, deve partire, ma non per realizzare un sogno rugbistico. Là siamo lontani. Quindi non è né economica né sportiva, è più, mi passi il termine, politica praticamente. Sì. No, lo spirito di proporre qualcosa di Veneto ci sarebbe, tutti. Tant'è che quando facciamo le riunioni per fare l'associazione dei doji hanno partecipato tutti, eccetto che pochissimi, tutti hanno aderito. La voglia, lo spirito di ribadire siamo veneti, abbiamo qualcosa in più sul rugby, c'è. Però poi c'è un impedimento politico, un impedimento sportivo che Tanti insomma, ostacoli, sono ostacoli che non so dove porterà, però continua, perché domani c'è una riunione anche, io non posso andarci, però c'è qualcosa, decideranno, c'è un qualcosa che in questo momento deve stare vivo, ma a partire da lontano, in attesa dei tempi migliori. Questi non sono i tempi migliori per riproporre i doji. Stefano, ultima domanda, poi chiudiamo. Tu hai vissuto 4 finali simili a queste, nel senso contro la Benetton in 4 stagioni consecutive. 2 vinte, 2 perse. Era un rugby diverso, soprattutto anche perché le squadre cambiavano molto meno rispetto a quanto stanno cambiando ora. Come la vedi? Come la sentivi? Che similitudini ci sono? Beh, insomma, le squadre erano fatte da giocatori che arrivavano dal territorio, quindi erano squadre fatte da gente di Rovigo, per quello che rappresentava Rovigo, e Treviso era costituita dalla maggior parte dei giocatori di Treviso, e poi si aggiungevano alcuni che arrivavano, ad esempio Eddie Venturi che arrivava da Bologna, praticamente ha giocato solamente a Rovigo come squadra di un certo livello, quindi lui è rugbisticamente di Rovigo. E poi si aggiungevano i giocatori che arrivavano dall'estero, ma non erano giocatori
paragonabili a quelli che arrivano adesso, erano giocatori che rappresentavano i loro paesi, cioè, e qua quando è arrivato Nasbotta e Gerd Smoll non è che parlavamo di due giocatori che non erano conosciuti, erano i giocatori più forti al mondo, Certo. per quello che era, e giocavamo contro due australiani che giocavano nel Petrarca, erano i due giocatori più forti al mondo, o a Milano o a Roma, insomma, quindi sfide diverse, quindi. erano sfide diverse ed erano molto più campionieristi. Poi ritornando a quello che ha detto il Presidente per quello che riguarda i Dogi hanno un'identità incredibile, cioè non è un club nato per caso, è un club che ha un senso, tutte le società hanno un senso di appartenenza fortissimo, quindi io non credo che sia una cosa anche politica, io penso che sia solo la Benetton che blocchi questa cosa, perché al momento che si decide di fare i Dogi, primo diventa lo stadio si vedranno veramente i tifosi, cioè nel senso che ci sarà del merchandising perché tutti vorranno la maglia dei Dogi, perché essere vuol dire è l'identità di appartenenza ad un territorio, ed è reale perché noi chi ha giocato e chi fa parte di questa zona o di questi club si sentono parte di questa cosa, e quindi sarebbe l'apoteosi per quello che riguarda, perché vuol dire che quando arriva Dogi Master vuol dire che lì ci sono 20.000 persone a giocare, e il problema forse per la federazione è che arriverebbe un momento che se la squadra va bene arriva forse che ci sono più tifosi a vedere la partita dei Dogi che della nazionale, quindi non è proprio una cosa perché vuol dire unire ancora di più quello che ha già detto il Presidente, E Stefano anche il gruppo, cioè la regione è vertice di quello che rappresenta il rugby, inutile che ci prendiamo in giro, è il rugby in Italia, è qua che casca, certo. Insomma, adesso io posso capire che il Calvisano sia la ex società del Presidente, ma è nata 25 anni fa, 30 anni fa, 70, il rugby è nato 80 anni fa ormai, ed è nata a Rovigo, a Padova, a Bologna e altre cose. Ecco, ritorniamo un attimo, ho avuto questa digressione legata ai Dogi, ritorniamo un attimo con il focus legata alla finale. Fra 2 giorni, Calvisano-Rovigo. Intanto io ringrazio lei Presidente di essere stato con noi. Io ringrazio voi però per avermi dato questa opportunità di arrivare un'altra volta a parlare sostanzialmente sia ai giocatori che ai tifosi di Rovigo, ma anche un po' ai sportivi d'Italia che seguono il rugby rodigino, e quindi sono contento di aver avuto l'occasione di presentarmi alla vigilia di questa finale serenamente, con buoni sentimenti. Credo che possiamo anche farcela, quindi viva Rovigo sicuramente. Grazie Stefano. Sì, io voglio fare un appello ai tifosi, voglio dire che domenica andiamo a seguire una squadra che ha già meritato di indossare questa maglia. Di questo lo penso perché hanno dimostrato in campo nelle ultime 2 partite di Battle di Petrarca di averci messo cuore, e quello che il tifoso di Rovigo vuol vedere da un giocatore che indossa questa maglia. Quindi andiamo là e cerchiamo di fare il tifo e di incoraggiarli, perché sono sicuro che se noi allo stadio faremo il nostro e inciteremo nei momenti di difficoltà e durante tutta la partita, sono sicuro che il risultato può essere diverso da quello che sono le previsioni. Ecco, lei mette la schedina, Presidente? No. Tu Stefano? Metti la schedina? Certo. Allora, speriamo di fare 13, va bene così? Buonanotte, ci vediamo tutti al San Speriamo Michele di fare 13. sabato. Mi piace questa idea del 13.